Volevo ringraziare tutti quelli che sono qui, siete tante persone. Devo ringraziare il presidente del Circolo di Fratelli d'Italia, Thomas Toffoli, con cui abbiamo stretto l'accordo elettorale, è qui con noi, con tutti i suoi candidati. Poi devo ringraziare il responsabile della lista Forza Vittorio, Toffoli, anche lui si chiama Toffoli, e tutti, Michele, e tutte le persone che ci sostengono. La Lega, per quanto se ne dica, è compatta, è unita e siamo qua come il nostro candidato sindaco per cercare di vincere questa tornata elettorale. Adesso comunque passerò la parola direttamente a una persona che tutti conosciamo perché è stato sindaco di Vittorio Veneto per ben 2 legislature, che ci introdurrà un po' del discorso. Buongiorno. È chiaro che ha già presentato il candidato sindaco, ma voglio ricordare solo una cosa. Sto sentendo le emozioni che avevo nel 99 quando ho vinto per la prima volta con la Vittorio Veneto con il gruppo Lega, questa opportunità bellissima che abbiamo fatto insieme, io da sindaco e lui da vice sindaco, per 10 anni. Quindi quello che ho imparato io sicuramente sono sicuro che l'ha imparato anche lui. E partiamo questa tornata che ci aspetta con un semplice logo. Ripartiremo da qui perché abbiamo deciso questa battuta? Perché molte cose che avevamo lasciato a chi dopo di noi sono ancora da fare e quindi vorremmo concluderle e portare quei risultati che eravamo riusciti a ottenere in quelle 2 mandate. Quindi io faccio un augurio a Giovanni Braido, adesso lo farà lui il sindaco, io lo controllerò non da dietro, dal fianco, perché sennò da dietro non mi piace tanto. E quindi io ho chiuso, volevo solo dirvi questo e grazie per la presenza perché vedo parecchie persone e anche tutti quei politici che ci arriveranno dopo a dire la loro battuta. Grazie per la presenza e alla prossima. Grazie onorevole Stefano. Diceva bene il segretario, la Lega è compatta e dunque i saluti sono doverosi, poi ovviamente prenderanno la parola. Parto, non seguo un ordine istituzionale, non me ne vogliate, ma di prossimità e di amicizia mentre attendiamo il segretario provinciale, l'onorevole Coin che è qui. C'è Mario Conte che poi tutti ti chiederanno di parlare e dunque ti chiediamo 2 parole volentieri a sostegno del nostro candidato. Siamo in tanti. Cominciamo senza vincoli, poi direi Mario Conte, Coin, e dovrebbe arrivare il segretario Stefani e poi anche il presidente Zaia che credo concluderà gli interventi di oggi. Sta arrivando. Ma posso fare senza microfono? Dai. No, poi brusino, mi piace. Allora, innanzitutto grazie per questo invito, per me è davvero un piacere, un onore essere qui. Ci si candida sempre per la comunità, mai contro qualcuno. E questo è lo spirito che deve animare questa coalizione perché c'è tanto da fare in tutti i paesi, io parto dal mio e ci si candida per servire una comunità. Lo spirito di servizio è un elemento che è forte nel DNA soprattutto della Lega. Perché? Perché mai come la Lega esiste un movimento che è vicino ai territori, vicino alle esigenze della gente. Qui siamo in coalizione, anche a Fratelli d'Italia se sensibile, però mi porto sempre a casa per devo dire che il presidente non riesco più a parlare. Sei emozionato. No, però devo dire che questa squadra, questo candidato, e lo ringrazio perché guardate che mettersi oggi a disposizione. Pensavo che la mia voce bastasse. Ringrazio il candidato perché oggi mettersi a disposizione di una comunità
con il periodo storico che stiamo vivendo, con le difficoltà del momento, con le preoccupazioni che stanno, ahimè, travolgendo e caratterizzando le nostre comunità, non è né facile né scontato. Quindi chi si candida lo fa, come dicevo prima, non contro qualcuno, ma a favore di una comunità che ha delle esigenze importanti e sono prioritarie. E qui noi dobbiamo lavorare attraverso un programma elettorale che sia credibile, un programma elettorale che risponda a quelle che sono le esigenze dei vittoriesi, ma soprattutto un programma elettorale che sia realizzabile, che non sia fantapolitica. Quindi dobbiamo essere estremamente concreti, estremamente pragmatici, e devo dire che nel nostro territorio abbiamo degli esempi di pragmatismo, partendo dalla mia città, da Giampaolo Gobbo che mi ha preceduto nel ruolo di sindaco, Giancarlo Gentilini che insomma è stato espressione e ha cambiato la figura del sindaco a livello nazionale, e poi abbiamo il presidente più amato d'Italia, il presidente Luca Zaia. Ma perché è il più amato d'Italia? Ovviamente perché lui è bravo, ma la sua bravura l'ha saputa esprimere attraverso un'azione amministrativa concreta, reale, tangibile e onesta per i veneti, e sulla base di questi valori ci si presenta a Vittorio Veneto, quindi non contro qualcuno ma sempre a favore della comunità. Questo deve essere il frame importante di questa campagna elettorale. E dico questo perché Vittorio Veneto ha davvero importanti esigenze e ha bisogno di avere delle risposte, ma a partire da subito, a partire dai primi giorni di giugno, dopo le elezioni, bisognerà mettersi a lavorare pancia a terra, perché i nostri cittadini hanno bisogno di risposte, non hanno tempo di aspettare le chiacchiere, non hanno tempo e voglia di ascoltare le beghe, ma hanno bisogno di soluzioni, di risposte e di una politica che sia attenta alle esigenze del territorio. Quindi grazie per la disponibilità, in bocca al lupo, grazie a tutti coloro che sposano questo progetto, lavoriamo per il bene di Vittorio Veneto e io come Treviso mi metto a disposizione in prima persona. Grazie di cuore a tutti. Era meglio senza microfono. Non mi muovo, grazie infinite Mario. Viene facile guardare l'esempio di Treviso e della regione, dunque cercheremo di imitarvi sicuramente. L'onorevole Corin, direi, segretario provinciale, doverosamente ci chiarisce le posizioni della Lega. Doverosamente chiarisce. Intanto grazie a tutti per essere qui presenti così numerosi oggi, grazie a Giovanni per essersi messo a disposizione del nostro partito, della Lega e della coalizione che lo sostiene, per rappresentare questa città e per andare incontro a quelle che sono le necessità dei cittadini vittoriesi. Io fa i capricci. Noi come Lega siamo sempre un partito, oltre che essere vicino alla gente, anche abbastanza vivace. Abbiamo dialettiche interne che affrontiamo sempre in maniera molto chiara e alla fine però facciamo sintesi. La sintesi su Vittorio Veneto si chiama Giovanni Braido, che troverà tutto l'appoggio della Lega per sostenere questa avventura su Vittorio Veneto. Vittorio Veneto per la provincia di Treviso è oltre che un comune sopra i 15.000 abitanti, quindi un comune tra quelli di fascia che hanno un'importanza notevole, e anche forse uno dei comuni con la maggiore valenza politica, perché comunque è il comune della Resistenza, è un comune che ha segnato la storia del Veneto e di tutto il paese, ed è un comune che merita tutte le attenzioni del caso e che merita di avere un'amministrazione che sia molto vicina e molto attenta ai cittadini. Come diceva Mario prima, ci si muove sempre a favore, in maniera propositiva. Questa campagna elettorale dovrà essere una campagna, come tutte le campagne che facciamo come Lega, una campagna che porta entusiasmo, una campagna elettorale dove chi si propone a rappresentare i cittadini, e che va sempre ringraziato perché metterci la faccia è sempre difficile, in primis ascolta le necessità dei cittadini, perché noi siamo comunque il partito che ha dimostrato nel corso dei nostri 40 anni di storia lighista, in particolare in Veneto, di essere davvero il partito più vicino ai cittadini, di essere davvero il sindacato del nostro territorio, e sono convinto che con questa squadra che si presenterà e con Giovanni Braido come candidato questo percorso avrà possibilità di continuare. Sta a noi, sta a tutti noi fare in modo che questo accada.
l'appoggio e la presenza politica e amministrativa e di volontà, di voglia, di entusiasmo, di idee da parte della Lega sarà assolutamente illimitata in questi 2 mesi e dopo, quando comincerà un'altra avventura, ancora di più. Grazie e buon lavoro a tutti e grazie Giovanni. Direi adesso, in attesa che arrivi anche il segretario Stefani e poi dell'intervento del Presidente, direi Giovanni, tocca a te. Grazie. Grazie a tutti. Ringrazio tutte le istituzioni qui presenti, cittadini, militanti, sostenitori, tutti coloro che sono venuti qui per sostenermi. Siete tanti, quindi questo è importante perché vuol dire che c'è voglia di cambiamento. Io mi presento qui estremamente sereno perché? Perché so quello che ho fatto dal 99 al 2009 con la giunta Scottà e con la maggioranza che mi sosteneva, e tranquillo perché dopo il 2009, tranquillamente, come il buon Cincinnato, mi sono ritirato dalla vita politica e per 15 anni ho fatto onestamente, anche felicemente, la professione di avvocato. Però mi sono sempre guardato attorno, ho sempre guardato la città, sono un buon camminatore, solitamente mi faccio da Serravalle a Ceneda e guardo quello che mi circonda. Nel 99 dico 3 cose che abbiamo fatto di notevole importanza. L'ospedale, grazie anche a qui presente Luca Zaia, il traforo di Sant'Augusta, grazie a qui presente Giancarlo Scottà e compagni, i sensi unici, giusti o sbagliati, ascendenti o discendenti, ma che hanno creato numerosi parcheggi, una scuola a nord, una scuola a sud a San Giacomo e grande manutenzione ordinaria, asfaltature, punti luce, arredo urbano e quindi cose che i cittadini vogliono. Oggi non vi racconterò la storia dell'orso, non vi dirò che faremo grandi cose. Avevo detto che ero partito con serenità. Per fortuna mi avete detto che il microfono era a posto. Il codice si cava. Era a posto, che dovevo andare sereno, tranquillo. Per fortuna che la bottiglia di Lexotan sta servendo e quindi sono estremamente sereno, rilassato e pacato. E stavo dicendo, non vi prometterò cose fantasmagoriche perché sono un cittadino di Vittorio Veneto e a me sinceramente i grandi progetti milionari non mi sono mai piaciuti e in effetti non sono mai stati fatti e non li cito nemmeno perché non ci interessano a noi vittoriesi. A noi vittoriesi ci interessa che quando andiamo per strada magari non troviamo le buche, ci interessa che quando passeggiamo per strada non incespichiamo perché la strada è fatta male. A noi interessa, ad esempio, che quando andiamo in municipio, a 50 metri a fianco del municipio, il marciapiede sia a posto, vedi, banca qui di fronte. A noi interessa che quando andiamo a bere l'aperitivo al Lux e guardiamo in alto, pensando ai nostri problemi, non vediamo un attico annerito da 10 anni e nessuno l'ha messo a posto. A noi vittoriesi piace quando andiamo in giro vedere le attività produttive aperte, le attività commerciali attive che lavorano, non chiuse come a Quadrilatero, e quindi a un certo punto un'amministrazione degna di tal nome, secondo me, deve interporsi con i commercianti, con gli artigiani, verificare quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare, ma fare, parlare a 4 occhi, fare anche baruffa, ma parlare. Io sono contrario, nel senso positivo, a tutto ciò che è internet e quant'altro, nel senso che è ovvio che è utile, però io credo nel rapporto umano, nel rapporto con le persone, credo che parlandoci direttamente, confrontandoci di persona, non tramite un'email, si possono risolvere tante cose. Altre politiche importanti per Vittorio sono i giovani. Credo che si possa fare per i giovani, quelli bravi, per esempio che sono nelle scuole superiori, prendono il diploma e magari non hanno i soldi
per andare all'università. Penso si possono fare alcune borse di studio di 7.500 euro l'una, che credo che un comune degno di nome abbia, per permettere a questi giovani di andare all'università. Penso che questi giovani possano avere delle opportunità, che non debbano sempre scappare dalla città. Penso anche agli anziani, penso agli anziani soli. Voi sapete che demograficamente bisogna essere reali. Purtroppo quella moto non ci correrà più così, dopo che sarò io sindaco. Se ne più una che gira da qualche mese sotto casa. Ecco, tanto per essere chiari, non parlerò di ordine pubblico perché poi chi mi conosce sa, basta la parola, braido, e vi posso garantire che le cose andranno diversamente di come sono andate negli ultimi 5 anni. Gli anziani, bisogna avere un occhio di riguardo per gli anziani, perché, come giustamente qualcuno mi ha detto, ci sono anche persone che, pur essendo capaci di, di muoversi, sono sole, e quindi ci sono quei progetti di casa, di unione, nel quale l'anziano può copartecipare con altri se sono gestiti da una struttura. Stessa cosa vale per i giovani con l'edilizia agevolata. Abbiamo un condominio in via Galileo Galilei che era adibito per gli ufficiali del quinto corpo d'armata, che è disabitato e disadorno. Se noi quello sì serve, lo acquistiamo e lo mettiamo a posto, possiamo fare un bando per le politiche giovanili affinché giovani possano venire a vivere a Vittorio Veneto magari con un canone agevolato. Queste sono cose che si possono serenamente fare. Altre cose, Serravalle, c'è il teatro. Il teatro, ogni comune degno di tal nome deve avere un teatro. Diciamo subito che, come diceva Carlo Scottà, col teatro non fai reddito, però non possiamo abdicare alla cultura, non possiamo abdicare ad avere delle manifestazioni, delle pièce teatrali di rilievo, perché tutti i comuni le hanno degne di tal nome, e quindi anche con le nostre conoscenze istituzionali io credo si possa rilanciare da un punto di vista culturale la città. Poi avevo altre cose a memoria, vedo che Giancarlo Scottà abbiamo tempo, anche perché dovevo star seduto e avrei detto di più con più, però vedo che a braccio vado bene. Lui mi ha tolto la carega come sempre, me l'ha tolta, no? E allora in piedi vado a memoria. Detto questo voglio concludere, così non vi disturbo. Come disse un grande presidente americano, John Fitzgerald Kennedy, che Luca Zaia secondo me questa la sa, al suo insediamento John Fitzgerald Kennedy disse: non chiedetevi cosa il paese può fare per voi, chiedetevi voi cittadini cosa potete fare per il paese. E io, parafrasandolo, dico: cittadini di Vittorio, non chiedetevi cosa il comune, anzi, sì, cittadini di Vittorio, non chiedetevi cosa il comune può fare per voi, ma cosa il comune può fare per voi. Anzi, la giro, perché come sempre l'emozione mi ha fregato. Non chiedetevi cosa il comune può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il comune. E io dico: voi cittadini potete fare qualcosa, potete votare questa coalizione e potete votare Giovanni Braido sindaco. Grazie. Grazie Giovanni, il messaggio è arrivato chiarissimo, l'abbiamo ben compreso, i cittadini vittoriesi sono sempre attenti in questo. E mi ha appena scritto l'onorevole segretario Stefani che sta per parcheggiare, ne aveva 5-10 minuti, allora volendo chiudere e chiedendo a Luca... Mettiamo il sindaco al centro, no? Sì. Ho anche il naso che nasconde, per cui non mi pare il caso. Volentieri. Il Presidente. Il sindaco sempre al centro. Intanto, due robe. Intanto grazie di essere qua. Fatevi un applauso perché siete tantissimi, grazie, veramente grazie. Poi più volume.
Chi sono l'esperto qua? Alza volume. Funziona bene adesso che parla il Presidente. Alza volume, alza. Bravo, grazie. Allora, io vi dico ovviamente un saluto a tutti i presenti, evitate di fare tutta la trafila. Giovanni Braido lo conosco, posso quasi dire che è un mio discepolo, però queste frasi diceva Gentilini, che salutiamo con un applauso, grande Gentilini. Vittoriese. Giovanni è stato nella giunta di un grande sindaco, Giancarlo Scottà, grazie per tutto quello che hai fatto per questa comunità, e voglio dire che a me piace il suo stile, mi è sempre piaciuto, e non ve lo dico perché va di moda dire così. Io non sono abituato a fare le campagne contro qualcuno, ma per qualcuno, e io sono qui per sostenere Giovanni Braido. Però vi dico anche questo, mi piace lo stile perché è quello di un sindaco capomastro, no? C'è uno che ti dice l'erba sarebbe da tagliare perché siamo già ad aprile, forse se c'è da sfacciare, ma il marciapiede, ma che poi non vuol dire non volare alto, ma vuol dire avere cognizione di quello che è fare il sindaco. E penso che noi cittadini abbiamo questo in mente: avere le città ordinate, avere la gestione dell'ordine pubblico, avere le città che non si spopolino, avere il modo di avere qualità della vita e non depauperamento di quello che è il nostro patrimonio, perché chiunque ha una proprietà, una casa, qualcosa in un comune, se il comune è gestito bene vale qualcosa, se no finisce che non vale più niente. Questo è amministrare, l'attenzione al sociale come l'ha detta. E poi a me piace dire, siccome puntualmente quando si parla di Vittorio Veneto mi sento dire ma lo stesso era l'ospedale, cioè vorrei ricordarvi che governo questa regione da 14 anni. A me non sembra che abbiamo ridotto l'ospedale, a me sembra che comunque abbiamo fatto gli investimenti che bisognava fare in un'ottica ovviamente generale della gestione della sanità, perché vi ricordo che la sanità non è più dimensionata con il fatto che ci spostavamo a piedi o in bicicletta o diciamo con delle modalità che non sono quelle di oggi. Vi ricordo che stiamo iperspecializzando tutti i nostri centri, non so, vi faccio un esempio: Conegliano non ha l'otorino alla Ringoiata perché a Vittorio Veneto è un centro di riferimento regionale che peraltro, ve lo dico, vogliamo anche clinicizzare, quindi portarlo a livello universitario, ma non ve lo dico perché siamo in campagna, perché le carte le abbiamo fatte da un po', e quindi essere coscienti che il 75% dei cancri alla laringe vengono trattati da Vittorio Veneto. E quindi l'idea che abbiamo noi è che questa non sia una città di serie B. E il dualismo con Conegliano lo conosciamo benissimo, però bisogna uscire anche da questi schemi. È una città che ha un potenziale che è unico, e prima Giovanni Braido ne ha parlato con chiarezza. Ovvio che noi amiamo avere un sindaco che, piuttosto che mandare i vigili a fare le multe ai cittadini, corra dietro Maria a quelli che ciondolano per i parchi o per le piazze del comune, che non si sa da dove vengono, se hanno i documenti, di cosa vivono. Penso che un sindaco che rinuncia agli autovelox e investe, diciamo, la polizia municipale nel controllo del territorio sia un sindaco da sostenere, e Giovanni lo ha già dimostrato questo. Penso anche, ne ha parlato Mario Conte, ne ha parlato Dimitri Coin, insomma un po' tutti qui, io non ho sentito gli altri interventi. Noi siamo, come lo diceva prima Mario Conte, siamo assolutamente della partita con Giovanni Braido. Sono qui non solo io, ma c'è il consigliere Bente, c'è anche la consigliera Brescacin, capogruppo Villanova, c'è qualcun altro della regione? Quindi la regione, Giovanni, ci sarà, c'è e ci sarà. E la volontà di dire che oggi dobbiamo fare appello ai cittadini e coloro che credono in questa sfida di mettersi a disposizione, coloro che vorranno ovviamente correre, oppure ovviamente partecipare con quello che è il sostegno, perché sarà una campagna che dovrà parlare ai cittadini ed è fondamentale avere l'aiuto dei cittadini. Dopodiché io ti auguro veramente un in bocca al lupo, e ne hai bisogno, facciamo un applauso perché... Però c'è anche da dire che ha l'esperienza di una persona che ha fatto amministrazione, pubblica amministrazione, conosce il comune di Vittorio Veneto, conosce i suoi territori. Prima ha parlato dei risultati, ha parlato del traforo, ha parlato
dei 2 plessi scolastici, dell'ospedale, dell'operazione fatta e di molto altro ancora, e il sindaco, insomma, che come si direbbe nel gergo, ha già il lago in vena, nel senso che è già sul pezzo, è già sul paziente, e questo è fondamentale, non si parte da zero. Dopodiché, permettetemi di dirlo, Braido rappresenta con Scotà una stagione che noi ricordiamo con piacere, insomma, è stata una stagione di rinascimento per questo comune e speriamo si possa ripetere. Grazie ancora, buona giornata a tutti. Grazie Presidente. Segretario, se noi assolutamente sì, la Lega c'è e c'è compatta, si stanno definendo le alleanze, ce ne sono alcune di già definite, direi Michele Toffoli. Forza Vittorio è un motto, ma è anche un auspicio per tutti. Grazie a tutti. Ringrazio innanzitutto Giovanni Braido perché ha citato 2 punti che a noi di Forza Vittorio sono veramente importanti. Esatto, il co-housing, che sarebbe la coabitazione per gli anziani. Vittorio Veneto dagli 60 agli 80 e su conta il 40%. Quindi questi sono 2 dati positivi per me. Il primo dato vuol dire che questa è una città dove si vive ancora bene, dove c'è una buona qualità della vita. E quindi dobbiamo però dare anche aiuto a questi anziani qui, perché la malattia maggiore è la solitudine. E poi il discorso della edilizia popolare, io ho detto perché non andiamo a rispolverare quelle cose che si facevano una volta. I giovani scappano da Vittorio perché non trovano dove andare ad abitare. Tutto là. Ringrazio Giovanni, Giovanni per conto mio è un cavallo di razza, e non capisco perché la Lega lo abbia tenuto, diciamo, fermo per 15 anni, però adesso è arrivato qui, noi di Forza Vittorio ce la metteremo tutta, siamo i più piccolini, speriamo di dare il nostro piccolo contributo. Sicuramente tu sai, Giovanni, che noi siamo quelli del fare e non del parlare. Grazie. Saluto anche il sindaco di Treviso Manera, che vedo lì dietro. Vi danno, tu e il consigliere Betti, in pole position per le europee, ci saremo tutti indipendentemente da chi sarà il candidato, che sono ambedue, mi permetto, di assoluta qualità. Roberto, 2 parole, dopo il campo, ma le devi fare anche tu e attendiamo il segretario. Grazie, buona giornata a tutti. Io sono qui, anch'io, insieme a tutta la squadra della Lega, perché qui a Vittorio credo che ci sia una chiamata alle armi importante per sostenere il nostro candidato della Lega in un momento difficile. La Lega, purtroppo, come diceva anche il nostro segretario Coin, sta vivendo un momento difficile, però nel momento delle difficoltà si vede la squadra e si vede la capacità di lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Io credo che a Vittorio non ci sia bisogno di discutere di politica nazionale, non ci sia bisogno di discutere di questioni che non c'entrano niente con Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto noi abbiamo bisogno di un bravo sindaco, normale, che si occupi della città, che porti avanti i progetti che già sono stati messi in piedi e che dovranno poter essere conclusi. Ci sono degli investimenti molto importanti sulle aree demaniali, le ex aree militari, la caserma Gotti piuttosto che altre, l'aviocampo di San Giacomo. Grandi operazioni portate avanti dagli amministratori e che con il nuovo sindaco che ci sarà qui a Vittorio Veneto, Giovanni Braido, scusami. Era mio padre Mario. Vedi, allora non ho sbagliato di molto. Riusciremo a raggiungerli. Io chiedo a tutti voi, sia i fedeli, e i fedeli ovviamente dovete solo che rimanere fedeli e continuare, ma dobbiamo convincere gli infedeli. Quindi l'operazione, l'impegno che ognuno di voi deve prendere da oggi fino al 9 giugno, 8 e 9 giugno, giusto? Il giorno le 2 giornate di elezioni, è quello di convincere gli infedeli, di fare in modo che tutti i cittadini di Vittorio Veneto capiscano il buon progetto amministrativo di Giovanni Braido e capiscono che Giovanni Braido è il miglior sindaco che Vittorio Veneto potrà avere da qui ai prossimi 10 anni. Grazie e buona giornata a tutti.
Consigliere Vilanova, mi dicono che tu non tieni al leone, allora chiariscicelo. Aspetta che mi metto qua vicino al Presidente che non si sbaglia mai, vero? Perché ciappa il microfono. Intanto grazie a tutti, buongiorno, saluto il candidato Giovanni Braido, grazie per l'invito e grazie a tutta la famiglia della Lega che vedo schierata qua. La nostra è una famiglia sempre frizzantina, però dà sempre grandi soddisfazioni. E oggi qui siamo perché portiamo avanti un candidato che avrà un compito fondamentale. Vittorio per la nostra zona ha, come dicevo, un'importanza che è strategica perché è una delle porte di accesso all'UNESCO, al territorio UNESCO. Il nostro territorio è baciato dalla fortuna, però è un territorio dove bisogna saper amministrare. E amministrare vuol dire lasciare da parte la politica, perché quando ci concentra sulla politica si perde di vista quelli che sono i bisogni dei cittadini. Allora, abbiamo sentito già delle parole che ha detto Giovanni prima, quali sono gli obiettivi, concentrarsi su quelli che sono i bisogni dei cittadini, i veri bisogni, per arrivare a risolvere i problemi della cittadinanza. Ma questo vuol dire anche concentrarsi e far crescere di più la città, far crescere Vittorio, darle l'importanza che merita, come dicevo prima, un luogo strategico all'interno di un territorio che ha grandi potenzialità anche dal punto di vista turistico. E come regione col Presidente insomma, stiamo lavorando tantissimo proprio per fare in modo che ci sia sempre più presenza turistica, che sia sempre un arrivo maggiore e questa è sicuramente una città che può dare tanto dal punto di vista dell'accoglienza, può dare tanto dal punto di vista paesaggistico, può dare tanto dal punto di vista di quello che è l'importanza appunto che si fa trasparire anche della storia, una storia che è una storia secolare e che va trasmessa a chi arriva in questa città. Il nostro candidato sicuramente ha le idee molto chiare su quello da fare e sicuramente, come dicevo prima, quando si concentra sui bisogni dei cittadini si arriva ad avere grandi risultati e sicuramente Giovanni avrà grandi risultati per questa città. Quindi in bocca al lupo e siamo tutti con te. Grazie e buona continuazione. Sonia, un accenno e poi credo sia arrivato anche il segretario tecnico. Buongiorno a tutti, oggi ho respirato una bellissima sensazione, una bellissima area di condivisione, si respira una voglia di fare, e voglia di... Si respira molta voglia di fare, un'attenzione particolare, una visione che ci ha portato anche per noi che veniamo da fuori Vittorio Veneto all'interno dei vostri punti importanti, dei vostri progetti, delle vostre idee per Vittorio Veneto. Io vi conosco da tantissimi anni, abbiamo ormai instaurato un rapporto non soltanto di collaborazione nei progetti che abbiamo portato avanti in questi anni, ma anche un rapporto di grande amicizia. E in questi rapporti, in queste amicizie si legge anche una particolare attenzione alla comunità di Vittorio Veneto e non solo, ad un'attenzione, ad una volontà. Io ne parlo spesso con Giancarlo Scottà, con cui ho condiviso percorsi negli anni precedenti e quindi attraverso anche Giovanni Braido e tutto il gruppo di amministrazione ci sarà un'attenzione particolare a dare a questa comunità quella che è la spinta, una delle spinte più importanti, ovvero quella di creare un substrato, un tessuto comunitario che sia attento certamente agli anziani come abbiamo sentito adesso, ma anche ad un legame importante anche per i più piccoli, per i bambini, per chi avrà bisogno di essere accompagnato verso nuove opportunità, nuove occasioni e per coloro che invece sono già un po' più avanti per dargli opportunità ancora per crescere. E questo è importantissimo perché significa che queste persone cresceranno in Vittorio Veneto, creeranno un'identità forte con questa comunità e torneranno nel loro futuro professionale di vita e di famiglia e daranno un futuro splendido a questa comunità che la merita. In bocca al lupo a tutti. Consigliere Rossetti, il capogruppo in Consiglio Comunale, se vuoi fare due parole, volentieri. 30 anni di Lega ci sono tutti. Innanzitutto saluto tutta questa bella gente che vedo oggi qui a farci compagnia. Ringrazio Stefano perché mi dà l'opportunità almeno di chiarire una cosa. Con Giancarlo Scottà, con
Roberto Parella e con Alberto Pagotto ed io siamo i consiglieri comunali dell'ortodossia della Lega. Tutto il resto che vi sentite dire sono voli pindarici o altre cose. Bravo Mario. Qui qualcuno si sta facendo del premio autogeno. Il candidato sindaco di una città deve innanzitutto amare molto la città, conoscere e condividere con i cittadini quali sono i problemi e le necessità. Giovanni Braido è il candidato giusto per noi perché ha già dimostrato di saper amministrare bene. Giovanni Braido è una persona concreta, reale e che ha la schiena dritta, ed è questo che conta ed è questo che di questa persona che Vittorio Veneto ha bisogno. Giovanni, tanti auguri a te. Giovanni, veramente tanti auguri, in bocca al lupo e siamo tutti per... Toccandolo il meno possibile, chiudiamo col segretario Stefani, l'onorevole Stefani, comune capoluogo di provincia, regione, e c'è l'attenzione dell'attività statuale, ma c'è qualcuno che tiene il territorio, eccolo qua. Grazie a tutti, intanto in bocca al lupo, eccoli qua, che così non fa confusione. In bocca al lupo al candidato sindaco, quindi Giovanni oggi inizia una grande avventura, un'avventura qui a Vittorio Veneto, un comune in cui la Lega può fare un risultato importante, in cui tutta la coalizione di centrodestra può fare un risultato importante. Qui avete la filiera che porterà questo comune dal livello locale a livello regionale a livello governativo e metterà a disposizione tutte le relazioni politiche necessarie per garantire una prospettiva importante a questa città. Vittorio Veneto ha bisogno di essere protagonista, ha bisogno di un sindaco che guardi negli occhi i propri cittadini, un sindaco presente fuori dal municipio e non solo dentro le mura del municipio, un sindaco che è a disposizione della gente, perché questa è la prima regola di un amministratore della Lega: essere sempre a contatto con i propri cittadini, a partire dai quartieri, che non sono, soprattutto quelli periferici, che non sono enti di serie B, ma sono parte integrante tanto quanto il centro della città, soprattutto in una grande città come quella di Vittorio Veneto. Noi saremo al tuo fianco, Giovanni, sarà al tuo fianco tutta la coalizione con Fratelli d'Italia e le liste civiche, Forza Vittorio, quindi è una coalizione che in provincia di Treviso ha trovato una compattezza nella stragrande maggioranza dei comuni, in tutti i comuni sopra i 15.000, e anche qui siamo al tuo fianco per vincere questa partita, perché Vittorio merita di essere protagonista, Vittorio merita un'amministrazione al fianco della gente, un'amministrazione fuori dal municipio, in mezzo ai quartieri, in mezzo alle famiglie, in mezzo alle associazioni, in mezzo alla città. E questo è quello che deve fare un amministratore della Lega, che deve fare ciascun sindaco della Lega. Io prima di essere qui ero nel mio comune perché dovevo finire alcune cose, dovevo celebrare anche il matrimonio di un mio carissimo amico, poi sono venuto qui. Così fa un amministratore della Lega e così farà Giovanni nel suo percorso amministrativo. Buon lavoro Giovanni, buon lavoro a tutta la squadra. Venite avanti ragazzi che facciamo Mario, guarda. Stefano, fai lo stretta di mano, guardami qua un attimo. Ecco, bravo. Guardate qua. Tutti qua, Questo è l'appoggio di domani. Ecco.